In un momento di crisi economica, la cultura può costituire un elemento di forza e di unità per favorire un positivo cambiamento. Alla luce di questa considerazione, si è svolta la presentazione della medaglia del 150° anniversario dell'Unità d'Italia sabato 5 novembre a Montagnana. La medaglia sarà consegnata al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dal Circolo Filatelico Numismatico di Montagnana. Una immagine di una figura femminile rappresentata da una donna atturita che è il simbolo dell'Italia unita. Questo nel dritto della medaglia. Nel rovescio vi sono due capi di Stato, Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia 1861, e Giorgio Napolitano, 11° Presidente della Repubblica 2011. Questa fotografa la storia dell'Italia, i suoi 150 anni. Il professor Giovanni Gorini, docente di numismatica all'Università di Padova, ha spiegato la storia e il significato delle medaglie risorgimentali della raccolta Johnson ed ha descritto le caratteristiche della medaglia presentata, realizzata dal professor Luigi Terruggi e coniata dalla stessa ditta Johnson di Milano. Ogni autorità nel passato ha emesso moneta e attraverso ogni moneta noi possiamo ricostruire la storia di queste persone che hanno governato, che hanno vissuto. Poi quando una moneta è trovata nel terreno ci dice ancora di più, perché ci dice che qualcuno l'ha persa, quindi qualcuno l'ha usata e che la moneta ha circolato nel passato come oggi. Da dove lei attinge idea, da dove attinge l'ispirazione per disegnare una moneta o una medaglia? Ma innanzitutto bisogna vedere il tema che bisogna sviluppare, poi cercando sempre di avere un'autocritica di quello che può succedere come risposta, chi può farci un confronto se facciamo degli errori. Dobbiamo selezionare soprattutto la nostra idea, semplificando al massimo, che sia leggibile anche alle persone più fuori del campo, che sia leggibile anche ad un bambino. L'evento si è svolto nella bella cornice di Palazzo Valeri, sede della Credi Veneto. Solamente un istituto di credito può nell'acquisire certi palazzi avere le capacità e la possibilità anche economica poi di fare degli interventi di restauro che sono ovviamente molto ma molto costosi. Questo è un chiaro segno di partecipazione alla vita anche culturale del paese. Tutti hanno cantato l'inno nazionale accompagnato da giovani flautiste all'inaugurazione della mostra Cimeli Garibaldini, medaglie risorgimentali e documenti d'epoca presso Palazzo Uberti. In mostra anche curiosità storiche, come le medaglie coniate con il piombo delle bombe tedesche, le 5 lire usate dai carbonari per nascondere dispacci e addirittura le pistole di Garibaldi. Nel manifesto, realizzato da Simona Pierpaoli, l'artista ha inteso trasmettere un messaggio di speranza, ispirandosi alle parole del patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Un raggio di sole è sufficiente per spazzar via molte ombre.